L'importante è che il pittore l'abbia fatto con amore. Un momento particolare quest'oggi alla Scuola dell'Infanzia Pazienza. Abbiamo inaugurato i pannelli che ci sono stati offerti dalla comunità educante, diciamo così. È una comunità che si è stretta intorno al nostro asilo e ha realizzato questa bellissima attività, questa bellissima cosa. Volevo ringraziare per questo Banca Prealpi con il presidente Antiga, tutte le maestre che si sono resi disponibili ed anche i rappresentanti dei genitori. Fra i rappresentanti dei genitori volevo ricordare per la sua attività instancabile la signora Masette. Un particolare ringraziamento anche alla ditta ABS che ci ha naturalmente supportato e fatto anche un prezzo particolare per questa realizzazione. Quindi sono particolarmente contenta perché è una comunità che si muove e quando si muove la comunità si realizzano sempre cose bellissime. Oggi abbiamo una grande festa qui alla Scuola Andrea Pazienza di Vittorio Veneto. Stiamo festeggiando un progetto che siamo riusciti a portare a termine grazie all'aiuto della Banca Prealpi, di ABS Group e delle maestre e di tutti i genitori dei bambini che frequentano la scuola. Siamo riusciti ad insonorizzare la scuola con dei pannelli fonoassorbenti di nuova tecnologia, utilizzando le immagini e dei pittori che abitualmente la scuola utilizza come soggetto per i lavoretti dei bambini delle classi. E niente, quindi in una giornata di festa così cogliamo l'occasione per ringraziare tutti. Io sono rappresentante dei genitori, quindi porto il saluto di tutti i genitori. Grazie anche a loro siamo riusciti a raccogliere i fondi che mancavano per arrivare al compimento di questo progetto. Siamo felici di aver aiutato la scuola, di aver cercato di migliorare l'acustica, soprattutto nella sala mensa dove il problema era un po' più accentuato. Appunto abbiamo realizzato questi pannelli stampati digitalmente su tessuto con un sistema di fonoassorbenza all'interno che appunto migliorano l'acustica delle stanze. Con i disegni dei bambini e le cose selezionate dalle maestre appunto abbiamo creato queste grafiche in tema con l'ambiente scolastico. Abbiamo suddiviso le aule per i vari artisti, dedicate ai vari artisti, e abbiamo realizzato queste grafiche molto simpatiche e colorate. Il contributo che è stato dato a questa scuola primaria, è un piccolo simbolo che speriamo possa essere veramente di grande aiuto a questi piccoli ma grandi nostri concittadini, come direbbe qualcuno, perché si possa avere sempre una scuola migliore, una scuola più idonea il possibile, ovviamente a poter fare dei bravi ragazzi, ma soprattutto dopo dei buoni adulti.